Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo subito da Tavagnacco, dove i vigili del fuoco stanno ancora lavorando dopo il violento incendio che ieri ha distrutto un'abitazione. Ora ci colleghiamo in diretta con la nostra Paola Treppo. A te la linea, buongiorno. Sì, Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori. Vedete alle mie spalle i lavori in corso ancora per la casa bruciata. Con noi il funzionario del comando di Udine dei Vigili del Fuoco, Valmore Venturini. Cosa stanno facendo in questo momento i Vigili del Fuoco? Beh, si stanno completando le operazioni di smassamento a seguito dell'incendio, perché ci sono ancora alcuni focolai in atto e pertanto per evitare che nei giorni successivi, anche con un periodo che potrebbe approssimarsi anche al secco, possa riprendere, quindi per evitare questo smassiamo e spegniamo ogni piccolo focolaio. Quindi un lavoro impegnativo, diamo qualche consiglio, le cause ovviamente sono in corso di accertamento, ma pare che l'incendio sia stato causato da un surriscaldamento di un camino. Beh, noi stiamo ancora valutando le cause, sono in corso. Certo è che all'interno dell'abitazione vi erano degli apparecchi di riscaldamento alimentati a combustibile solido. Raccomandazione per quanto riguarda le stufe, beh, questo è evidente, nel senso che un comando come Udine ha sempre avuto durante le stagioni invernali, soprattutto con l'approssimarsi dei periodi a temperature più basse, abbiamo un notevole numero di interventi riconducibili a canne fumarie. Ci sono stati periodi negli anni scorsi dove siamo andati oltre i 150 interventi, l'anno scorso per la verità un po' meno. Quindi la raccomandazione qual è? Beh, quella innanzitutto di realizzare impianti a regola d'arte, secondariamente quelli di tenerli in perfetta manutenzione, quindi anche in pulizia. La pulizia ha una duplice funzione: mantenere in efficienza l'impianto e soprattutto far sì che vengano eseguite delle verifiche qualora l'impianto non sia stato realizzato correttamente. Le cause purtroppo sono sempre riconducibili generalmente a condotti di esalazione dei fumi realizzati con materiali metallici che attraversano tetti in legno e quindi col tempo innescano dei focolai di incendio. Ricordiamo anche che tante le persone purtroppo che rimangono intossicate a seguito proprio di questo tipo di problematica. In questo caso per fortuna non ci sono stati feriti. Siamo in attesa adesso dell'arrivo del sindaco. Alexis, ti richiederemo la linea più tardi per una novità riguardante sempre la tutela delle abitazioni legata alla pulizia delle canne fumarie. Ringraziamo il funzionario dei Vigili del Fuoco del comando di Udine, Valmore Venturini, e diamo un buon servizio ai Vigili del Fuoco che stanno operando in questo momento qui a Tavagnacco per la continuazione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica. Ti restituisco la linea, Alexis. Grazie a te Paola. Tommaso Ravo per questo collegamento in diretta da Tavagnacco. L'assessore alle attività produttive Sergio Bini ha incontrato questa mattina a Udine i rappresentanti delle categorie economiche alle quali ha presentato il disegno di legge sviluppo impresa. Lo ha sentito per noi Isabella Gregoratto. Assessore Bini, a che punto siamo con sviluppo impresa? Oggi un ennesimo tavolo, un tavolo al quale partecipano in sostanza tutti i rappresentanti di categoria. Che cosa sta emergendo? Quali sono le richieste e la Regione è in grado di dare effettivamente risposte alle imprese? Beh, la Regione ha dato dimostrazione, se non fosse altro postando oltre 51 milioni di euro sul disegno di legge, di voler dare delle risposte. Non dimentichiamoci delle risposte date durante la fase emergenziale. 80 milioni di euro a fondo perduto per i diversi codici Ateco. Beh, siamo all'ultimo miglio, oramai la legge è stata approvata in via definitiva in giunta, questo pomeriggio verrà portata in seconda commissione. Io sto concludendo la serie di incontri con quelli che sono stati i protagonisti della legge, perché io lo sottolineo sempre, oltre alla parte politica, e devo ringraziare davvero la maggioranza, i consiglieri di maggioranza, ma anche
anche di opposizione, in particolar modo il Partito Democratico, che ci ha dato davvero degli spunti importanti, interessanti, e un gran lavoro è stato fatto dalle associazioni di categoria che hanno fornito degli spunti importantissimi, raccolti da noi, e di conseguenza in questi giorni sto incontrando ieri i sindacati, oggi le associazioni di categoria, insomma un coinvolgimento a tutto tondo, come piace a me. Ecco, quindi un grande lavoro d'insieme. Quali le categorie sulle quali intendete intervenire prioritariamente? Ma questa è una legge organica, una legge che presenta 91 articoli, quindi corposa, e trasversalmente si andrà a intervenire su tutte le categorie, partendo dall'artigianato, con capitoli importanti per quanto riguarda le ristrutturazioni dei capannoni, il commercio, distretti del commercio, centri storici, il turismo, digitalizzazione, innovazione, economia circolare, sostenibilità. Insomma, abbiamo cercato di fare una legge che guardi soprattutto in prospettiva e possa rappresentare la radice sulla quale si possa impiantare la nuova economia del Friuli Venezia Giulia dopo, insomma, questo tsunami che ci ha visto, che ha condizionato e sta purtroppo ancora condizionando le nostre imprese e i nostri lavoratori. Ecco, in effetti le parti sociali dicono no agli interventi a pioggia, ma interventi mirati soprattutto per far nascere anche un nuovo tipo di occupazione, per dare garanzie ai lavoratori e alle imprese stesse, chiaramente. E infatti molto del DDL riguarderà l'innovazione, la digitalizzazione, la formazione di nuove figure professionali in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato. C'è stata un'accelerazione importantissima in questo ultimo anno, talune delle nostre imprese, soprattutto le più piccole, erano un po' indietro e sono un po' indietro. Quello che noi vogliamo con dei sostegni concreti far sì che le stesse coprano quel gap rispetto agli altri paesi d'Europa. Ecco, un'ultima battuta per quanto riguarda i settori che hanno maggiormente sofferto, sappiamo turismo, il terziario, il commercio, la ristorazione, qui sarà più difficile intervenire. Sì, è difficile, noi abbiamo chiesto soprattutto per quanto riguarda per esempio l'area della montagna, la fase invernale, dei ristori importanti dati dal governo centrale. La Regione Friuli Venezia Giulia da sola non è che può sostenere o farsi carico delle necessità, importanti necessità economiche per il comparto, e noi quello che possiamo fare, oltre a fine mese, a inizio del prossimo mese, chiedo scusa, ci sarà anche il disegno di legge 121 che prevederà ulteriori ristori a fondo perduto, anche per i comparti particolarmente danneggiati, bar, ristoranti, di nuovo alberghi, e andremo a legiferare in merito a un disegno di legge che, come l'ho già detto prima, dia la prospettiva alle imprese. Ecco, l'altra grandissima preoccupazione: col 1° aprile finiscono praticamente col 31 marzo ammortizzatori sociali, quindi liberi tutti, un liberi tutti che fa paura. Beh, preoccupazione c'è, attenzione, via liberi tutti mi sembra un po' una forzatura. È chiaro che il governo, a mio avviso, dovrà dare comunque dei segnali, perché, signori, non penso che a fine marzo si possa concludere questa fase emergenziale. Di conseguenza confido che il governo, ma ne sono certo, darà ancora dei sostegni ai lavoratori, e il momento non è facile. La Fondazione Progetto Autismo è in cerca di 4 ragazzi che si candidino per svolgere il servizio civile universale nella struttura di Tavagnacco. Come spiegano la Presidente Elena Bulfone ed un giovane impegnato in questa avventura, Alex Pontarollo, si tratta di un'esperienza importante e positiva che consente di sviluppare competenze spendibili nei campi più disparati. Il servizio civile universale può essere una grande opportunità per i ragazzi che forse non sempre conoscono questa possibilità, questa opportunità, che è davvero molto interessante. Come Fondazione Progetto Autismo ospitate appunto dei ragazzi che rispondono
Allora, intanto siamo orgogliosi con il MOVI quest'anno di poter ospitare ben 4 ragazzi dai 18 ai 29 anni del Servizio Civile Universale. Quest'anno abbiamo lanciato una proposta: venite a fare un'esperienza di vita, un'esperienza di lavoro, e abbiamo diciamo così, offerto delle opportunità importanti che non sono solo l'autismo, perché da noi verranno a fare giardinaggio, verranno a fare i barbieri o i parrucchieri, verranno a fare i bibliotecari della biblioteca di materiali, che è ricchissima, anche i costruttori di materiali adatti per l'autismo, verranno a fare anche attività di cucina e anche a partecipare come OS in un progetto molto speciale che si chiama Dottore Amico. Non servono qualifiche, ma capacità personali, orientamenti, volontà di fare o di aspirare a delle competenze che possano andare bene anche per le persone con autismo. Che cosa faranno quindi di concreto i ragazzi qui dentro e soprattutto come fare per candidarsi? Allora, per candidarsi c'è, e non devo sbagliare, un link al quale bisogna iscriversi, che è bit.ly/servizio civile bando 2020, anche se il servizio viene fatto nel 2021, e potranno essere seguiti da dei nostri operatori, da me e dagli altri volontari, costantemente e continuamente. Non dovranno avere preoccupazioni, qui si impara tutto, ma soprattutto si impara anche magari un domani a pensare ad un lavoro alternativo che coinvolga le persone con autismo. Io posso fare il barbiere, ma essere un barbiere che può accogliere persone con autismo. Dato che una persona su 60 nati è autistica, questa è una grossa opportunità che diamo. Fino a quando c'è tempo per candidarsi? C'è tempo per candidarsi fino all'8 di febbraio e quindi affrettatevi, perché poi i colloqui appunto avverranno in febbraio e chiaramente la scelta avverrà in quel periodo lì, ma entro l'8 febbraio. Importantissimo da dire, questo servizio è retribuito, 25 ore settimanali, 450 euro. Mi sembra un'ottima opportunità per dei giovani per poter acquisire delle competenze che poi potranno spendere in maniera importante anche lavorando, nel senso si può studiare e venire a fare il servizio civile, si può fare un altro lavoro e venire a fare il servizio civile. Questo ci permette di affinare le nostre competenze e di creare un mondo nuovo. Vi aspettiamo! Alex Pontarollo dallo scorso settembre sta vivendo un'esperienza di servizio civile qui a Progetto Autismo. Com'è questa esperienza? È sicuramente un'esperienza che mi ha aiutato a cambiare in meglio. Ho conosciuto tantissime belle persone uniche, e partendo dai ragazzi che ogni giorno ti insegnano cose nuove fino ad arrivare agli educatori sempre disponibili e ai dirigenti quasi amici. Che cosa ti ha spinto a provare questa esperienza? È sicuramente la curiosità, sono una persona molto curiosa, e poi la voglia costante di essere vicino agli altri e poter aiutare in qualche modo la comunità in cui vivo. Pensi possa essere utile questa esperienza per capire meglio che cosa fare da grande? Sicuramente è un'esperienza che aiuta e che ti dà sempre nuove competenze, e quindi non necessariamente facendo questa esperienza si viene incanalati in questo mondo, ma ti dà veramente moltissimi sbocchi, magari imparando tante cose che non necessariamente sono utili solo in questo campo. Insomma, competenze utili indipendentemente dal settore, da spendere, insomma, in qualsiasi momento nella vita lavorativa. E allora, ai ragazzi che ci stanno ascoltando e che magari si stanno chiedendo: lo faccio o non lo faccio? Che cosa ti senti di dire? Fatelo, un'esperienza in più che assolutamente tornerà sempre utile, e una bellissima esperienza. Ed ora noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da voi la linea. A tra poco. Bentornati a Da Voi la linea. Consueta riunione del martedì della Giunta Comunale di Udine, l'ha seguita per noi Isabella Gregoratto, con la quale ci colleghiamo in diretta da Palazzo d'Aronco. A te la linea, buongiorno.
Buongiorno Alexis e buongiorno ai nostri amici telespettatori. La conferenza di stampa di Giunta si è appena conclusa. Qui a Palazzo Daronco sono con il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Oggi avete assunto diverse decisioni anche per quanto riguarda i due cani pastori, i pastori tedeschi, che saranno in dotazione alla polizia municipale, alla polizia locale, e saranno in grado di individuare eventuali sostanze stupefacenti. Li state preparando per questo motivo? Sì, stiamo preparando questi due cani che entreranno a far parte del corpo della polizia locale. Non so se saranno i nuovi futuri Rex qui a Udine. In ogni caso sono due pastori tedeschi, sono stati acquistati nel mese di dicembre, adesso avranno il periodo dell'addestramento insieme agli agenti della nostra polizia che con loro dovranno addestrarsi per sconfiggere, speriamo in maniera forte e determinante, lo spaccio della droga. Abbiamo deciso ancora lo scorso mese di luglio, con una delibera del Consiglio Comunale, di dotarci unici in regione come polizia locale. Ma anche penso anche unici a livello nazionale, non mi pare ci siano in altre città. Non lo so se in altre città la polizia locale ha i cani antidroga. Udine senz'altro li ha. E oggi abbiamo approvato il regolamento che definisce come vengono gestiti, quali sono i compiti del conduttore, cosa deve fare con questi cani, in caso poi quando termineranno la loro esperienza di lavoro, che fine faranno, verranno assegnati ai conduttori, insomma tutta una serie di regole per gestire in pratica questi due animali importanti, perché sappiamo che con il loro fiuto riescono a individuare gli spacciatori, e fermare gli spacciatori è una cosa importante perché purtroppo Udine è toccata anche dalla piaga dello spaccio della droga. Ecco, quindi ci saranno gli agenti che gireranno per le vie della città accompagnati dal cane. Sì, da questi due cani, due pastori tedeschi che, ripeto, gireranno per individuare chi spaccia droga. Sappiamo che c'è una zona particolare in città, è quella della stazione, quindi gente che arriva magari col treno e che poi subito cerca i clienti per quanto riguarda lo spacciato della droga. I cani saranno pronti a annusare e speriamo anche individuare queste persone. Ecco, oggi nel corso dei lavori della Giunta si è parlato anche di un progetto dell'ANCI che è rivolto ai giovani. Sì, abbiamo lanciato un bando grazie a una proposta dell'ANCI nazionale per mettere a disposizione dei giovani che ci presentano dei progetti per quanto riguarda l'animazione giovanile 120.000 euro. Sono i soldi che l'ANCI promette quando il Comune aderirà in pratica a questo bando. L'importante è che adesso che le associazioni giovanili della città partecipino con proposte a dare corpo a questo bando. Oggi verrà pubblicato sull'albo pretorio del Comune, quindi tutti potranno accedere a questo bando. Spero che i giovani si attivino per partecipare, per far sì che anche il Comune di Udine abbia il beneficio di avere questo finanziamento per attività giovanili. E che in questo momento, in questi periodi, è particolarmente difficile riuscire ad organizzare iniziative. Sì, è difficile, però qualcosa si può fare utilizzando magari nuove tecnologie a distanza. Insomma, bisogna avere anche un po' di inventiva in questo settore. Spero che qui a Udine, senz'altro sono certo che qualcuno tirerà fuori qualcosa di originale. Ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini, ringrazio Gian Domenico Ricci per le riprese, restituisco la linea allo studio e saluto anche i nostri telespettatori. A te Alexis. Grazie a te Isabella, ed ora ritorniamo in diretta a Tavagnacco dove il sindaco Moreno Liruti ha raggiunto la nostra Paola Treppo. A te la linea. Sì, rieccoci Alexis, e siamo con il sindaco Moreno Liruti che ha una novità rispetto, come dicevamo, a un regolamento nuovo per tutelare le persone. Guardate, proprio in questi giorni avevamo in approvazione il regolamento di polizia locale che prevede proprio che siano fatti ogni 2 anni i controlli alle canne fumarie. Diciamo l'ottimo sarebbe ogni anno magari dare un'occhiata alla canna fumaria, però metteremo come obbligo ogni 2 anni il controllo e la documentazione da conservare agli atti. C'è un'altra cosa anche interessante che questa emergenza ci
ci fa attenzionare. I primi soccorritori, che sono stati gli operai dell'impresa Mingotti che sta facendo qui le fognature, hanno avuto la prontezza di chiudere il gas, di portare fuori le bombole, di chiudere l'impianto elettrico. Anche questa è un'accortezza importante da tenere conto in caso di eventi di questo tipo. Però la raccomandazione che hanno fatto anche i comandanti dei Vigili del Fuoco è quella di fare il controllo delle canne fumarie annualmente, soprattutto nelle case vecchie. Ecco, questa era una casa di recente acquisto, però è una casa che ha i suoi anni e poi è prefabbricata, stiamo vedendo proprio le pareti prefabbricate. Sì, questa è una casa che ha quasi 40 anni, oltre 40 anni, perché è stata fatta dopo il terremoto dalla famiglia Bertoli, quindi era la casa in qualche modo che garantiva un minimo di sicurezza dopo il terremoto alla famiglia Bertoli, fatta tutta in legno 40 anni fa, senza tutte le precauzioni e le vernici antincendio che probabilmente le moderne costruzioni hanno. Però la regola del controllo dei camini vale anche per le case in muratura che magari hanno solai in legno, perché il fuoco, spiegavano sempre i vigili del fuoco, cammina nelle fessure e quando poi si vede è sempre troppo tardi. E allora ringraziamo il sindaco di Tavagnacco per la sua presenza e il suo intervento, e Alexis qui di nuovo da Tavagnacco ti restituisco la linea. Grazie Paola, ed ora andiamo a Porcia, dove è stato riattivato il Sirio Red che monitora le infrazioni sull'incrocio semaforico della statale 13 attraversato ogni giorno da 25.000 mezzi. Nelle immagini della Polizia Municipale immortalate le infrazioni più folli. A spiegare la scelta è il sindaco Marco Sartini. In questi giorni a Porcia è tornato in funzione il Sirio Red, il controllo semaforico all'incrocio sulla statale 13, un obiettivo che era dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Sartini, che oggi è qui con noi e al quale chiediamo insomma il perché di questa scelta e poi come funzionerà. Abbiamo rimesso in funzione ieri il controllo semaforico dopo alcuni anni nei quali era stato messo in disuso, con la volontà di migliorare la sicurezza stradale, e per farlo ho voluto spiegare ai cittadini selezionando 3 delle infrazioni più comuni che vengono commesse, che abbiamo selezionato tra circa 300 riprese nei 20 mesi circa di sperimentazione della nuova attrezzatura che abbiamo messo in funzione. È evidente a tutti dai filmati che moltissime persone si avvicinano a quell'incrocio e passano con il rosso, mettendo a rischio la circolazione e le persone che invece dall'altra parte correttamente procedono con il verde. Ci sono state in passato alcune polemiche sulla durata del giallo, ci sono stati ricorsi, ecco, in questo caso è tutto naturalmente a norma di legge. Sì, in precedenza quell'incrocio era stato una sperimentazione circa 20 anni fa o forse poco meno. In questo caso invece la ditta che ci ha fatto l'installazione nuova ha messo tutti i prodotti omologati, il sistema è stato testato per 20-30 giorni nel mese di dicembre. Un agente della polizia locale valuterà il giorno dopo le infrazioni e quindi comminerà la sanzione alla luce del codice della strada. Il giallo non verrà sanzionato, non è mai stato sanzionato. Chi passa con il rosso avrà a disposizione 3 immagini che testimoniano di che cosa è successo nel momento in cui è scattato il rosso, in una fase successiva quando era a metà incrocio con rosso già inoltrato, e ancora un'altra immagine quando ha superato l'incrocio ancora con il rosso, quindi a riprova di quello che è stato commesso. Molti cittadini dicono che è un modo per fare cassa da parte del comune, lei che cosa risponde? Il primo elemento è proprio la sicurezza dei cittadini e la sicurezza stradale. In quell'incrocio passano 25.000 persone e quindi un incrocio pericoloso, ci sono 5 assi convergenti, molti comuni sulla strada statale Porcia da tanti anni, poi abbiamo Codroipe e San Vito al Tagliamento, utilizzano lo stesso sistema per cercare di calmierare, per ridurre gli effetti di passaggi con il rosso imprudenti. Quante sono le multe più o meno che possono essere fatte giornalmente, insomma, se ci sono dei numeri? Allora, i dati storici precedenti ci dicono che mediamente le multe si attestano sulle 8 al giorno, 8/10 a seconda del periodo, e la gran parte vengono fatte soprattutto nella parte serale e notturna, quindi con un importo anche maggiorato previsto dal codice della strada di 1/3.
C'è in aggiunta all'installazione adesso del controllo semaforico Sirio Red un'altra novità, e cioè che dal 2017 il Ministero delle Infrastrutture ha concesso la possibilità di installare i contasecondi. Prima non erano previsti, oggi una circolare lo prevede, ho già dato mandato agli uffici di procedere con lo studio di fattibilità per l'installazione dei contasecondi, quindi il countdown di ogni ramo che arriva sull'incrocio per capire quando scatterà il rosso. Per quanto riguarda quell'incrocio, da anni si attende una rotonda, un incrocio molto complesso, come diceva lei prima. A che punto siamo su questo fronte? Noi vogliamo proseguire sull'iter di progettazione della rotonda che stiamo portando avanti. Abbiamo modificato un progetto che abbiamo trovato, e io personalmente e molti ritenevano sbagliato perché si fondava su presupposti sbagliati. Ho portato il budget di quella rotonda da 600.000 inizialmente ad 1 milione ed ho recentemente fatto richiesta alla Regione per portarlo a 1.400.000 euro, perché il costo che avevo trovato non era sufficiente a fare un lavoro di quel tipo. Da lì procederemo ad affidare l'incarico per una progettazione che sarà di una unica rotonda grande, diciamo a prova di disattenzione, sempre per il verso di andare verso una maggiore sicurezza. Quali possono essere i tempi in questo caso? Allora, i tempi di sviluppo di un progetto, di un'opera pubblica non sono mai brevi, c'è una procedura complessa e un iter lungo. Io credo che realisticamente, senza raccontare a nessuno le bugie, ci vogliono almeno 3 anni di tempo per raggiungere quell'obiettivo, salvo altri impedimenti. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione. Appuntamento con l'informazione di Telefriuli alle 16:30. Buona giornata.